termina il cammino del Futsal Emiri, che oggi è uscita sconfitta dal campo di casa contro il Palermo Futsal Club, 2-4 il risultato. Siamo qui con Sergio Naccari, il migliore in campo probabilmente della sua formazione, lo salutiamo e chiediamo subito un giudizio sulla sua partita e poi nel collettivo. Ciao, innanzitutto grazie per avermi invitato per questa intervista. Ovviamente che rimane un poco di amarezza per il risultato, perché non rispetta ciò che noi siamo. Noi ci alleniamo duramente, sappiamo il valore che abbiamo, però purtroppo che parlano i risultati e purtroppo è andata così. Io cerco di dare sempre il mio contributo, migliore o non migliore in campo, io cerco di dare il massimo per la squadra, sperando ovviamente sempre di portare i 3 punti a casa. Non è andata così, però noi dalla prossima settimana abbiamo già la testa giù a pedalare e sperando di portare buoni risultati. Siete una formazione che, a detta di tutti, sta facendo un po' poco rispetto a quello che è il potenziale reale della formazione. Ti chiedo qual è il problema secondo te principale? Non lo so, forse la testa. Penso sia una questione di mentalità, perché tecnicamente siamo una squadra, a mio avviso, tra le migliori del campionato, però purtroppo la mentalità gioca un brutto scherzo. Forse non lo so, perché comunque siamo una squadra pronta, siamo un po' gli stessi dell'anno scorso, con qualche nuovo innesto, però comunque i risultati parlano chiaro, purtroppo sta andando così, ma siamo sicuri che le cose cambieranno, perché ce la stiamo mettendo tutta. Ascoltiamo sempre i consigli del mister, anche del presidente, di tutta la squadra, nel cercare di portare avanti la squadra, cercare di magari arrivare ai playoff. Il cammino in Coppa è terminato, però io ti ringrazio per l'assist dei playoff, per chiederti: si ritorna in campionato con la Cosme e Damiano, una partita importante anche alla portata, visto che comunque giocherete pure dentro casa. Ti chiedo come la imposterete e quanto è importante vincere per tornare a sorridere. Allora, sicuramente che è una partita fondamentale, perché che vincendo possiamo avere il distacco per andare verso tra le prime 5. Ovviamente che sono partite dove ti devi confermare, quindi sicuramente noi la prepareremo al meglio, ci allenерemo duramente durante la settimana, cercando appunto di arrivare qua sabato e portarci i 3 punti a casa.